Incredibile, non riesco. Beh, adesso tocca a te, cara. Devi prenderti, cara. La gente. Presente. No, me lo diceva sempre. Con la zia Caterina perdiamo la voce dei ricordi. Non so nemmeno quali, perché io non c'ero mai. Io qualcosa ho ascoltato negli ultimi anni che la zia ha vissuto con noi. Era impossibile separarle quelle due. Ma solo Sofia ha avuto la pazienza di ascoltare tutti i racconti di Caterina su sua mamma, sua nonna, bisnonne, prozie. Una catena di solidarietà femminile, vero? Puoi dirlo. Al centro. La zia deve rimanere ancora con noi. Sofia, ora sei tu, l'ultima erede degli usi e costumi tramandati in famiglia. Io non ne so granché, ma ho già nostalgia per un tempo che la morte sembra cancellare. No, non dobbiamo cancellare la cultura connessa alla terra e al rispetto delle relazioni familiari. Radicata in simbologie forti, gesti, oggetti propiziatori. Io oggi non ho preparato tartine e pizzette, io oggi ho preparato pagnotte. Tante, troppe. Non so, mi piace immaginare di offrirle ai nostri avi, vissuti quando nella società contadina ci si riuniva intorno alla polenta, perché il pane era raro, ma prezioso, perché rappresentava il più simbolico, la più simbolica forma di condivisione, assumeva un ruolo sacro, rituale. Il pane accompagnava sempre i momenti più importanti della vita, la nascita, il matrimonio e la morte. Non riesco a immaginare di unire la nascita e il matrimonio alla morte. Nascita, matrimonio e morte erano legati addirittura da un'unica stanza, la più privata, la più intima, la più sacra della casa, la camera nuziale. Accessibile soltanto in quelle 3 situazioni. Quando era necessario accorrere per la gioia di una nascita o per il dolore. Mi manchi. Solo tu sapevi rallentare le mie giornate frenetiche con le vicende delle donne di famiglia tra 800 e 900. Zelinda, Maria, Aida, Jelka, Alma, Rosa, ognuna profondamente legata alla propria camera nuziale in un diverso paese del Friuli Venezia Giulia. Amore, dedizione, parsimonia, quanti valori e quante simbologie.
Come stai? Mi sento tanto debole. Però non ce la faccio più a stare qua a letto. Con tutto il lavoro che c'è da fare a casa, nei campi. Devi avere pazienza e seguire i consigli della levatrice. Sì. Questa volta ho fatto tutto come si deve. Con gli altri segni anche un problema, ma questo figlio mi ha veramente sfinita, Non è colpa sua. Già in gravidanza ero stanchissima e ho seguito i vostri consigli. Sono rimasta qui nel mio letto dal giorno del parto per 40 giorni. Poi di giorni ne sono passati molti di più e sono ancora qui stesa con la camicia da notte. Oh, è caduto anche il capitano. Adele. Io no. Sì, dammi il capitano, sì. Vuoi giocare con le bamboline? No. Credevi fermamente, come tutte noi, di dover mangiare qualsiasi cosa desiderassi, perché sennò il figlio ti veniva fuori con le voglie sulla pelle. Ecco qua. Adesso devi riposarti e rimetterti in forza. Sì. Altrimenti togli il cibo anche a lui, che non vede l'ora di diventare grande come i suoi fratelli. Devi fare latte. Se non vuoi che venga allattato da una donna del paese. E quindi devi berlo anche tu il latte. E mangiare le arance e bere birra. Oh, adesso il brodo lo bevo volentieri. Lo so, sai che nel brodo che mi avete dato dopo il parto avevate fatto cuocere un frammento di placenta. Pensavate che io sapessi solo che l'avevate seppellita in fondo al pozzo. Mantenerla in un luogo umido rende il latte abbondante e a lungo. Mi sa che non è servito a molto. Bisogna preservarsi con cura e riposo. Adelina, Italo, non litigate. Adelina, America, ma le arance sono preziose, sono care, non posso continuare a mangiarle. Non preoccuparti, Alma. Continuano ad arrivare donativi come se avessi partorito più volte. Italo, sempre a mettere in disordine. è caduta 2 camicie. Sì, è caduta, sì. Da sola. È caduta da sola. Gioca, dai. Ehi, Italo. Cesti pieni di pane, arance, caffè, zucchero. E allora mi riprenderò. Per cortesia, mi passi il cesto che provo a ricamare ancora qualche bavaglino. Ecco qua. Bambini, andiamo.
Venite in cortile che la mamma deve riposare. Vieni. Ecco, bravi. Bravi. Ti aspettano tutti. Te la senti di scendere? Come stai? Sto bene. Adesso arrivo. Sono pronta a raccontare.